Presidente Serracchiani, la 25esima edizione delle École des Maîtres, un grande appuntamento per i giovani attori che sono impegnati in un master di altissimo livello, parte da Udine anche quest'anno. Un primo traguardo importante, questa edizione, la 25esima, è un lavoro che viene sicuramente da lontano ma che negli anni si è rafforzato, si è consolidato e che si innova ogni volta, e questa è un po' la fortuna e anche la grande sfida delle École des Maîtres, fare aggiornamento, formazione per i giovani attori con dei maestri straordinari di grande qualità e anche di visibilità internazionale, farlo mettendo insieme tante realtà diverse, culturali e anche tante nazionalità diverse con un'unica lingua che è quella appunto della cultura, del teatro e dello stare insieme anche all'interno di una comunità che quanto mai è necessario tenere insieme, soprattutto se guardiamo a quello che sta avvenendo intorno a noi. Christian Jataï, la 25esima edizione delle École des Maîtres, propone una formula, un progetto molto interessante in cui sono coinvolte sia il cinema sia il teatro, ma la realtà che entra nella finzione, nell'esperienza molto intensa per giovani attori, importanti attori che cercano di, attraverso questo seminario, questo workshop, un perfezionamento e un'esperienza indimenticabile. Sim, a ideia do trabalho è pensare sobre os dias de hoje. L'idea del mio lavoro è proprio pensare al giorno d'oggi, all'attualità, e tutto questo avviene sulla scena, quindi è come se ci fosse una mescolanza fra la realtà e la finzione, sempre alla presenza del pubblico. Il pubblico, lo spettatore è sempre presente assieme agli eventi che vengono vissuti in quel momento, e io lavoro anche allo stesso tempo sempre dal vivo, facendo il montaggio, facendo dei tagli e montando le diverse scene. In questo modo si riesce proprio ad analizzare la vita delle persone, il pensiero delle persone. Vale mais sobre perguntas do que sobre respostas.